Al via stamani un interessante convegno nazionale Migranti alla frontiera dei diritti, una questione storica, giuridica, culturale, procedure di accoglienza e interventi sanitari. Il corso di formazione è stato organizzato dall'Associazione Formazione, Orientamento, Ricerca e Innovazione Professionale, che ha registrato il patrocinio del Ministero della Protezione Civile, della Polizia di Stato e di vari assessorati della Regione Siciliana, con la partecipazione di qualificati relatori che hanno discusso su un tema di grande attualità come quello dell'accoglienza. Sì, noi abbiamo accolto con immenso piacere la proposta dei colleghi di Forape, abbiamo patrocinato l'iniziativa provando a riconoscere i crediti formativi sia per il mondo dei giornalisti, per gli assistenti sociali e il provider ECM. Forape è un ente che in questo senso è abbastanza sensibile. Oggi abbiamo parlato di migranti, di accoglienza e soprattutto di procedure di interventi sanitari. Abbiamo veramente con immenso piacere e soddisfazione avuto la presenza della questura di Caltanissetta, di Agrigento, la Polizia di Stato, e abbiamo colto veramente con grande significato una profonda sensibilità umana e istituzionale di soggetti istituzionali che quotidianamente sono presenti sul territorio e che grazie al loro intervento riescono a garantire la legalità e soprattutto le procedure e garantire la legge. Dottor Rigifari, rientra ad Agrigento per partecipare a questo interessante convegno, alla luce anche della sua esperienza avuta qui presso la Questura e chiaramente l'esperienza di Lampedusa. Beh sì, quella è stata un'esperienza un po' paradigma per tutti, non solo per me, quindi venirne a riflettere con colleghi e professionisti del settore è un momento che è importante per noi, ma è importante anche per l'intera massa di persone, soggetti che si occupano di queste cose, noi, Croce Rossa, le prefetture, i comuni, l'assistenza sociale. Il tema che hanno scelto mi pare pertinente, che il paradigma deve essere quello della pragmaticità e della intelligenza nell'affrontare il fenomeno, non viziato da preconcettume ideologico pro o contro, non polarizzandosi sul è giusto e sbagliato di qua e di là, ma dovendo gestire pragmaticamente una situazione che c'è per quello che attiene chi deve gestirla, non chi deve intervenire a monte o dopo a valle a monte degli arrivi o a valle delle permanenze, ma per chi deve gestire questo momento è importante affrontarlo con pragmaticità e professionalità. Quale deve essere il linguaggio idoneo per affrontare, parlare del fenomeno immigrazione? Quello tecnico, senza preconcetti, ripeto, né ideologici né il necessariamente politicamente corretto, ovviamente senza usare linguaggi gergali o offensivi delle persone o delle categorie. Il vostro contributo oggi a questo interessante convegno dedicato all'immigrazione? Oggi si parlerà di barriere, di frontiere, si parlerà di integrazione, si parlerà di accoglienza. Il ruolo del servizio sociale in questi ambiti non dico che è fondamentale, ma è parte integrante di quello che è la rete dei servizi. Come servizio sociale noi lavoriamo molto per abbattere certe frontiere che non sono soltanto quelle dei confini, ma sono quelle del pregiudizio, dell'indifferenza, dell'esclusione, e per lavorare in maniera integrata con le altre forze sane del Paese per favorire quello che significa accogliere veramente le persone in un'ottica quella olistica, in un'ottica quella di poter dare delle risposte e soprattutto delle prospettive, un futuro alle persone che, dovendo lasciare delle situazioni gravi, emergenziali nei loro paesi, non devono cadere in una situazione ancora peggiore di quella che hanno lasciato. Si fa abbastanza, Presidente? Secondo me no. Non perché non ci sono le risorse, molto spesso queste risorse vengono spese in maniera esclusive, ma non inclusive, non in una visione sistemica, organica di quello che deve essere fatto, un percorso a livello sociosanitario, distrettuale, con tutte le forze in campo che lavorano per l'inclusione delle persone.
Una tematica che coinvolge non solo il sistema paese ormai da diverso tempo, ma anche le istituzioni sanitarie per l'emergenza che si pone soprattutto durante lo sbarco, e le istituzioni politiche, perché comunque è una di quelle emergenze che non hanno mai finito e che continuano invece a rivestire nel sistema paese in maniera determinante ampi settori di tutta la vita pubblica del paese. Bene, gli ultimi anni in modo particolare non abbiamo assistito a un decremento rispetto agli sbarchi, anzi proprio il 2021 e 22 e 23 si registrano picchi non solo di migranti che sbarcano nelle nostre coste, quindi via mare, ma anche di migranti che dai Balcani arrivano nella parte nord del nostro paese, e mi riferisco che a ogni crisi di un paese come l'Ucraina ultimamente abbiamo avuto l'ondata, a ogni crisi dell'Afghanistan o della Libia abbiamo avuto altre ondate. Siamo arrivati a raggiungere picchi di 180.000 migranti che sbarcano nel nostro paese, con una situazione drammatica rispetto alle istituzioni che devono accoglierle. Allora oggi ad Agrigento parliamo con i questori, le prefetture e con le aziende sanitarie, nonché con la politica, di quali sono le azioni da mettere in campo per una programmazione con l'Europa, e di questo si tratta, rispetto all'accoglienza e rispetto a trovare delle soluzioni in partenza e non a valle. Cioè occorre non solo finanziare la Tunisia con un accordo stipulato nel 2023 che la Guardia Costiera tunisina riporta indietro gli abitanti subsahariani, e poi in uno Stato qual è quello che è diventato la Tunisia, che non è più uno Stato riconosciuto democratico, subiscono situazioni intolleranti da un punto di vista democratico. Quindi occorre mettere in campo azioni diverse di prevenzione a monte, ma soprattutto di un'organizzazione di accoglienza a valle. Un'iniziativa importantissima organizzata da FOREIP, patrocinata da tutte le istituzioni, un problema emergente, un banco di prova per il sistema sanitario nazionale. Vediamo che negli ultimi anni i numeri si stanno raddoppiando anno per anno, dal 2021 i numeri raddoppiano, gli sbarchi sono arrivati a oltre 150.000 nel 2023, per cui per il sistema sanitario nazionale questo rappresenta sicuramente un banco di prova per problematiche emergenti. In qualche modo appunto il sistema sanitario nazionale deve adattarsi per affrontare tutte le criticità, dall'arrivo quindi alla banchina e dalla banchina appunto ai centri di prima e seconda accoglienza.